Oggi stiamo andando a spasso verso Aiello del Friuli. Siamo in provincia di Udine, siamo usciti alla stazione autostradale di Palmanova per visitare una particolarità che è proprio il paesino di Aiello del Friuli. Circa 1500 abitanti nascosti nella campagna, non distante dalla città di Palmanova, patrimonio UNESCO. La particolarità di questo paese sta nel fatto che qui ad Aiello del Friuli troviamo moltissime meridiane, un modo per misurare il tempo. Mercedes GLA 200. Come abbiamo già detto, il motore è un diesel 2000 di cilindrata, ci regala 150 cavalli ed effettivamente sono divertenti, è molto divertente da guidare. Ha un assetto piuttosto rigido. Inoltre abbiamo visto che sui percorsi misti di strade strette eccetera è divertente da guidare, grazie anche al fatto che ci sono molte possibilità per il settaggio. L'esterno è davvero elegante, però nel contempo è anche molto sportivo. Da Aiello del Friuli con la nostra Mercedes GLA ci trasferiamo a Pesaris. La Valpesarina che porta la Carnia a comunicare con il Cadore e con il Comelico, la regione del Comelico in generale. Tanto che Pesaris si chiama così proprio perché nel 1500 fu costruita una pesa dove venivano pesate e fatta la dogana del tempo per il commercio, quindi per il trasporto di merci tra la Carnia e la valle del Cadore e del Comelico. A Pesaris a spasso del tempo che viene visto in modo diverso dall'attuale Mercedes GLA rispetto al calendario che abbiamo e l'orologio che abbiamo alle nostre spalle. Questo è l'orologio calendario ed è forse il più bello di tutti perché contemporaneamente segna l'ora naturalmente, le fasi lunari, l'intero calendario, quindi abbiamo nella parte più esterna il datario di tutti i mesi, poi ci sono i mesi, i segni zodiacali, gli orari, le fasi lunari e le giornate. Mercedes CLA si presenta all'accensione con un cruscotto interamente digitale e decisamente molto bello, piuttosto particolare, con funzioni tutte adattate allo schermo, quindi tutto touchscreen. Andremo a gestire la nostra vettura direttamente dai comandi che abbiamo qua, scegliendo quello che ci è più consono per la guida. Tutti i comandi sono facilmente accessibili, gestibili anche da qui, come vediamo dal volante. Abbiamo detto che il cambio è ad 8 rapporti robotizzato, molto rapido. Il fatto strano è che è stata tolta questa leva che è rimasta fissa
fatto per un aspetto estetico, e il cambio è stato apportato a questa leva che abbiamo esattamente dietro il volante, dalla quale si accede appunto alla posizione D, N, R e P di parcheggio. Siamo lungo un tratto in discesa con la nostra